Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Traffico di beni archeologici. A Catania è chiesta la misura cautelare per 55 persone, 74 in tutto gli indagati, i reperti rubati dai siti siciliani più noti, rivenduti illegalmente in tutta Europa. Grave incidente sulla statale Sciacca-Palermo. Nello scontro tra 3 auto muore un ragazzo di 18 anni, gravissima una ragazza di 20, 4 feriti non gravi sono stati trasportati in ospedale. La Sicilia nella morsa del freddo, temperatura in picchiata sia nell'entroterra che lungo la costa, Etna innevato. Si appropriava dei soldi dei condomini che gestiva per giocare online. Arrestato amministratore a Palermo, sequestrati 197.000 euro. A Catania la favola, il lieto fine di Jacopo, a 11 anni ha vinto una forma rara e fulminante di leucemia e si riaffaccia al mondo pieno di speranze. La musica è finita, Ornella Vanoni lascia il suo pubblico all'età di 91 anni, l'omaggio ad un'icona della musica italiana che ha conquistato anche giovani interpreti, siciliani compresi. Calcio, il Catania domani alle 14.30 attende il Latina al Massimino, tante assenze in difesa, pronto Allegretto, dobbiamo partire forte, dice Toscano. Torna a vincere la provinciale il Trapani che supera 3-1 il Foggia, pareggio casalingo 1-1 del Siracusa contro l'Altamura. Bentrovati, sono oltre 20 i siti archeologici violati in Sicilia da tombaroli che piazzavano i beni trovati o trafugati ad appassionati tramite una filiera. L'inchiesta è della Procura di Catania, 74 in tutto le persone indagate. Simona Mazzone. Un traffico internazionale di beni archeologici altamente redditizio e organizzato è il centro dell'inchiesta della Procura di Catania, che ha individuato oltre 20 siti in Sicilia violati da una banda di tombaroli che piazzava i beni trovati o trafugati ad appassionati tramite una filiera ben strutturata. Sono 74 gli indagati e per 55 di loro è stato chiesto l'arresto. Il GIP di Catania Ragazzi ha fissato gli interrogatori preventivi che si terranno la prossima settimana. Per il procuratore aggiunto Scavone e il sostituto Gullo, 2 diverse associazioni per delinquere eseguivano scavi archeologici senza alcuna concessione per impossessarsi di beni culturali anche in aree vulnerabili o senza controllo. Alcuni dei reperti sottratti, come 46 preziose monete datate tra il V e il III secolo a.C., sono stati venduti nel 2021 a una casa d'aste tedesca a Monaco di Baviera per oltre 42.000 euro. Un altro caso simile è registrato a Londra con la vendita all'asta di 39 monete siciliane di epoca greca che sono state battute per oltre 150.000 sterline. E secondo l'accusa non sono state le uniche vendite all'asta a Londra di beni archeologici trafugati in Sicilia. Nell'isola alcuni pezzi sono stati venduti per 20.000 euro grazie alla falsificazione dei certificati di provenienza. Nel provvedimento la procura contesta ben 292 episodi. Un giovane di 18 anni ha perso la vita in un incidente lungo la Palermo-Sciacca, grave, una ragazza di 20 anni, altri 4 feriti si trovano ricoverati adesso in 2 diversi ospedali. Manlio Viola. Ancora una vittima della strada e 5 feriti, uno dei quali in gravi condizioni lungo la Palermo-Sciacca, la strada a scorrimento veloce troppo spesso teatro di drammatici incidenti. Lo scontro è avvenuto in territorio di Roccamena, in provincia di Palermo, fra una Fiat Grande Punto che procedeva in direzione Sciacca, una Fiat 500 ed una Peugeot che viaggiavano in direzione Palermo. Nell'impatto ha perso la vita un ragazzo di appena 18 anni, Kevin Di Paola, ferita in modo grave ed intubata sul posto dal personale del 118 una ragazza di 20 anni trasportata poi nell'isoccorso al Trauma Center. Non sono gravi invece gli altri 4 feriti ricoverati fra l'ospedale civico e il policlinico di Palermo. L'incidente è avvenuto su un viadotto al chilometro 44 della strada mentre pioveva a dirotto. L'auto sulla quale viaggiava la vittima dopo l'urto si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Corleone, quelli di Campofiorito e di Giuliana, oltre ai sanitari del 118 con 4 ambulanze dell'elisoccorso. Proprio ai carabinieri sono affidate le indagini per ricostruire il drammatico incidente. La Sicilia è nella morsa del freddo, temperature impicchiate sia nell'entroterra che lungo le coste. Sentiamo Francesco Aloi. In Sicilia non fa mai freddo, invece non è così. No, non è così assolutamente, anzi sta arrivando il freddo, lo sentiamo, lo avvertiamo, però meno male perché
serviva. Vedere insomma le luci di Natale ancora spente e vedere questa atmosfera ti porta un po' al Natale finalmente. Ombrelloni e costumi possiamo metterli da parte. Il freddo è arrivato anche in Sicilia. Al nord imbiancato noi rispondiamo così. Eccolo l'Etna adesso, con la cima piena di neve. Ma la colonnina di mercurio è crollata impicchiata anche nella fascia costiera. E pensare che fino a qualche giorno fa c'è chi era al mare. Pur amando il caldo, sicuramente il freddo serve anche per la natura. Non va bene questo cambiamento climatico, saremmo troppo africani altrimenti. Da noi è così, magari fra una settimana torniamo un po' sul clima un po' più mite. A infierire anche un vento gelido che fa percepire ancora di più le basse temperature. Un brusco calo che ci ha fatto passare dai 25-28 gradi di pochi giorni fa alle attuali temperature da brivido. In alcune zone all'alba il termometro indicava meno di 10 gradi. Situazione simile in tutta l'isola, da Palermo a Siracusa, da Messina ad Agrigento. Questi forti venti occidentali stanno determinando anche forti mareggiate su tutte le coste siciliane, in particolare su quelle occidentali. E in effetti dicembre è alle porte e c'è grande voglia di Natale. Cosa c'è di meglio per godere di albero, panettone e giochi di carte, di un bel plaid sul divano? Anche se ancora è troppo presto per sapere che tempo farà per le feste, intanto la granita viene sostituita da una bella cioccolata. Sì, calda. Nuova intimidazione all'assessore comunale all'emergenza abitativa di Palermo, un pacco pirotecnico fatto esplodere di fronte casa dell'esponente della giunta La Galla, là dove qualche settimana fa era stata fatta esplodere anche una bomba carta. Stiamo parlando di Ferrandelli. Manlio Viola. Nuova intimidazione nei confronti dell'assessore all'emergenza abitativa ed al benessere animale del comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli. Nel corso della notte ignoti sono arrivati con un ciclomotore nero, hanno piazzato un pacco pirotecnico al centro del quadrivia che si trova proprio di fronte all'abitazione dell'assessore, hanno dato fuoco alla miccia e si sono dileguati. Spavento fra i residenti per l'esplosione e la luce dei fuochi d'artificio a tarda ora, ma nulla di più per fortuna. Sul posto è arrivata velocemente la polizia che ha immediatamente acquisito le immagini delle telecamere della zona, sia quelle pubbliche che quelle private. I filmati potrebbero servire a risalire agli autori del gesto. L'assessore Ferrandelli è sotto tutela per decisione della prefettura dopo minacce via social e personali e dopo che una bomba carta è stata fatta esplodere nelle scorse settimane, alla fine di ottobre in realtà, al medesimo incrocio. Minacce ed episodi intimidatori seguirono il danneggiamento di un'abitazione popolare che era stata sgombrata dagli abusivi per poterla consegnare ai legittimi assegnatari. In passato Ferrandelli era stato minacciato anche per la lotta ai vetturini abusivi e in un caso era stato colpito mentre tentava di difendere un ristoratore da un'aggressione in centro. Episodi questi ultimi due scollegati dalle intimidazioni attuali che vengono fatte risalire dagli inquirenti invece alla battaglia contro le occupazioni abusive di immobili. A Palermo grave truffa di un amministratore di condomini, si appropriava dei soldi che gestiva per giocare online. Adesso è stato arrestato e sono stati sequestrati anche quasi 200.000 euro. Marco Gullà. I soldi dei condomini per le scommesse online, dal poker alle partite di calcio. Un amministratore di condominio palermitano finisce agli arresti domiciliari. Il 50enne Giovanni Sciacca è indagato per appropriazione indebita e autoriciclaggio. All'apice della sua attività gestiva una trentina di edifici, soprattutto nella zona della Fiera del Mediterraneo a Palermo. Su richiesta della Procura della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari ha disposto anche il sequestro preventivo di 197.000 euro, profitto dei reati contestati. Le indagini della Guardia di Finanza sono partite dalle querele di 5 rappresentanti di altrettanti condomini. Si erano accorti degli ammanchi di denaro al momento del passaggio fra il vecchio e il nuovo amministratore, soprattutto nel periodo tra il 2015 e il 2023. Sciacca, falsificando i rendiconti delle varie spese condominiali, avrebbe di volta in volta generato un surplus di denaro che veniva poi dirottato su rapporti bancari personali e su conti gioco a Malta, dove marito e moglie effettuavano scommesse online. I soldi quindi dei condomini venivano quindi reinvestiti sulle scommesse. E così è emerso un grave quadro indiziario in merito ai reati contestati di appropriazione indebita e autoriciclaggio.
Il sequestro preventivo delle azioni di Liberty Lines per oltre 100 milioni di euro a fronte di possibili reati, tra cui quello di corruzione, che sono al vaglio della magistratura, impongono una riflessione seria sulla compagnia di navigazione. A dirlo è Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Assemblea regionale siciliana, che ha chiesto all'antimafia siciliana di aprire un'indagine. E adesso vi raccontiamo la favola a lieto fine di Giacomo. Ha vinto una forma rara e fulminante di leucemia e si riaffaccia al mondo pieno di speranza. Accanto a lui il papà li ha incontrati per noi, Tonino De Mana. La battaglia è stata dura, però Jacopo, hai vinto. Sì, ho vinto. Ha vinto Jacopo, ha vinto il guerriero Jacopo, affiancato dal suo eroe, papà Dario. Insieme hanno sconfitto la leucemia, rara e fulminante, almeno così era stato detto 11 mesi fa. Il mondo che ti crolla addosso, le luci del Natale 2024 che si spengono all'improvviso, ma che accendono altre luci, quelle interiori, che mai si spegneranno. Il suono della campanella, simbolo di guarigione, è l'epilogo di questa favola a lieto fine. Jacopo, qual è il momento più bello? La cena con Marilina, che è la mia infermiera del cuore, dove gli ho regalato l'anello. È il marito di Marilina? Gli ho mandato un messaggio e gli ho detto che non dovevo essere geloso. Qual è il momento che tu vorresti cancellare? Nessuno. Perché? Perché è stata un'esperienza tutta bella. Cosa hai provato quando hai suonato la famosa campanella di guarigione? La vendetta contro la leucemia. Le grandi vittorie non capitano mai per caso, dietro ci sono uomini veri, papà coraggiosi, in grado di ribaltare la storia. C'è una maglietta significativa che dice papà, perché io? D'impulso quella sera gli ho risposto a Jacopo che lui fosse l'unico che potesse vincere e da lì è partito il nostro viaggio e la nostra consapevolezza nell'affrontare appunto questa tempesta. È una vita che scorre all'interno di un contesto grigio, ma abbiamo cercato di renderlo a colori, dalla festa di Carnevale dove ci siamo vestiti io da Superman e Jacopo da Iron Man e abbiamo portato i giocattoli ai nostri stessi compagni di reparto. Il reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Catania e Wonderland hanno coccolato Jacopo. Wonderland sicuramente è stata la seconda casa di Jacopo, che lo ha accompagnato in questo percorso sia da un punto di vista riabilitativo ma anche dando un supporto psicologico, emotivo sia al padre che al bambino, anche se loro sono già resilienti e forti di suo. Leucemia Jacopo 02, sì, Jacopo ha vinto, anzi ha stravinto. Adesso una breve pausa e poi altre notizie e parleremo anche della grande Ornella Vanoni. A tra poco. Servizi gratuiti per chiunque abbia a cuore il proprio benessere psicologico. Il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP di Ragusa e Modica lanciano insieme una campagna di sensibilizzazione. Veronica Barbarino. Raggiungere i cittadini attraverso linguaggi alternativi, come la musica, per abbattere i pregiudizi e favorire percorsi di cura per il benessere mentale. È l'obiettivo della campagna promossa dal Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP di Ragusa e dall'Unità Operativa Complessa di Psichiatria di Modica. Oggi in Italia una persona su 4 sperimenta un disturbo mentale nel corso della vita e tra i giovani l'incidenza è in costante crescita. Il 20% degli adolescenti infatti ne è colpito, spesso prima dei 18 anni. E in Sicilia la situazione non è diversa. La regione Sicilia non differisce statisticamente rispetto al resto dell'Italia, diciamo che si comporta come le altre regioni, quindi sappiamo che c'è un altissimo numero rispetto alla popolazione generale di persone che sperimenta il disagio mentale, si parla addirittura di un 25% lifetime. Secondo alcune statistiche potrebbe raggiungere anche il 40% se consideriamo i disturbi minori. Preoccupa il dato secondo cui meno del 2% delle persone interessate si rivolge ai servizi psichiatrici, compromettendo la propria vita e la serenità della famiglia. Riconoscere il proprio disagio non è segno di debolezza e sapere di non essere soli è il primo passo verso il recupero del benessere. Il servizio è presente sul territorio, è dislocato sui comuni anche più piccoli proprio per testimoniare ai cittadini che vivono l'esperienza di un disagio mentale che non sono soli del tutto. L'accesso è libero e si viene senza ricetta e non si paga il ticket. Chiedere aiuto è quindi possibile.
A Palermo 75 coltellate in scena aprono le 2 opere associate al dramma del femminicidio e che hanno inaugurato la stagione lirica del Teatro Massimo, un momento drammatico e brutale che attraverso la visione della regista Silvia Paoli salda 2 opere diverse, Aleco di Rachmaninov e Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. 2 spettacoli che hanno riscosso grande successo e che vogliono invitare alla riflessione sul presente e sul tema della violenza sulle donne, la cui giornata di sensibilizzazione sarà martedì. La musica è finita, Ornella Vanoni lascia il suo pubblico all'età di 91 anni. Allora noi vogliamo rendere omaggio ad una icona della musica italiana, una donna libera, ironica e coraggiosa che ha saputo duettare anche con artisti siciliani. Eva Spampinato. Bella non è tutto, è affascinante, è una volta letto deve essere importante. Come raccontare oltre 70 anni di carriera, 91 anni di vita vissuta pienamente fino alla fine, 55 milioni di dischi venduti e canzoni diventate icone. Come icona era lei, Ornella Vanoni, che è andata via così dopo un malore nella sua casa di Milano, con la leggerezza che l'ha accompagnata per tutta la vita. Forse possiamo partire, in questo breve omaggio, proprio dalla fine. Amore che vai via, ascoltami stasera. Solo una donna come Ornella Vanoni a 90 anni suonati poteva riuscire ad esplodere in una nuova popolarità. Le collaborazioni con i giovani artisti, da Mahmood ad Elodie, la sua presenza in TV, la sincerità nelle interviste hanno conquistato un pubblico anche giovane, portandola ad essere di nuovo al centro dell'attenzione. Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già. E poi la sua ironia, quella che esprime ancora una volta in una canzone e in un video recente con i siciliani, erano i titoli di coda accompagnati dalla sua musica. La musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile serata, amore mio, ho aspettato tanto per vederti, ma adesso una pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, il Palermo torna da Chiavari soltanto con un punto in tasca con la Virtus Entella, finisce 1-1, poi Ampalo ha evitato la sconfitta. I rosanero non hanno brillato e il pareggio delude tifosi e tecnico. E adesso il Catania, domani alle 14.30 attende il Latina al Massimino, tante le assenze in difesa. Sentiamo Marco Carli. Il Catania nel suo fortino per tornare a correre davanti anche al suo presidente Pelligra. Al Massimino finora garanzia per la squadra di Toscano, i rossazzurri ricevono il Latina e vogliono rifarsi subito ad una settimana dalla sconfitta di Casarano. Gli etnei si presentano con assenze importanti, soprattutto in difesa. Gherardi squalificato e infortunato si sottoporrà a intervento chirurgico per un'ernia discale, lo rivedremo dopo Natale. Out per problemi fisici anche Pieraccini e Martic, oltre ai centrocampisti Aloi e Raimo, appiedato per un turno Quaini. Toscano non cerca alibi e vuole la vittoria. Ci vuole pazienza, ci vuole determinazione, ci vuole partire subito forti, perché ho detto anche ai ragazzi, c'è un'altra statistica che abbiamo analizzato. Prima il tempo effettivo delle gare era tra i 50 e i 52. Noi abbiamo avuto una partita 37 minuti di tempo effettivo, quindi sono 18 minuti il primo tempo, 18 minuti il secondo tempo. Se non parti subito forte hai perso già metà del vantaggio che puoi avere. Le scelte: in difesa Allegretto, in mediana Corbari, in attacco Lunetta e Forte in vantaggio per giocare con Cicerelli, ma ovviamente ci sono Caturano, Rolfini e D'Ausilio che si candidano a dare il loro contributo. Basta che partiamo dal presupposto che il Latina ha battuto il Benevento e ha pareggiato la Salernitana. Partiamo da questo presupposto, quindi partita facile non sarà. Telecolor racconterà la partita con costanti collegamenti con il Massimino, con inizio mezz'ora prima dell'incontro. Al termine della gara le interviste in anteprima. Torna al successo il Trapani dopo la sconfitta di Potenza, vince sul Foggia per 3-1, mentre il primo pareggio stagionale lo registra il Siracusa che arriva dopo 10 sconfitte e 4 successi. Al De Simone si conclude 1-1 lo spareggio salvezza con l'Altamura.
È tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.